Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Avremo tanta cronaca come sempre nei nostri notiziari. Andremo a Padova tra poco da Chiara Gaiani perché una donna ha salvato una mamma e una figlia disabile da un incidente stradale, è riuscita a salvarle ed è stata in compenso insultata via social, una storia veramente sconcertante. Poi andremo da Lucio Zanato Preganziò perché all'interno del distretto sanitario banditi hanno fatto saltare con dell'esplosivo una cassa per il pagamento del ticket, quindi tanta cronaca nera purtroppo, ma partiamo da Venezia con Filippo Fois in diretta perché Venezia si prepara all'assalto natalizio dei turisti. A te la linea, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sentite alle mie spalle le campane, giustamente a testimonianza che siamo in diretta, è mezzogiorno spaccato. Io mi trovo in Campo Santa Margherita perché Venezia si sta preparando all'assalto dei turisti con una novità. Noi vi abbiamo spesso raccontato di un contatore che si trova in Campo San Bortolo, che conta gli abitanti della città e che nell'agosto dell'anno scorso è sceso sotto quota 50.000. Ebbene, c'è un secondo contatore che si trova qui in Campo Santa Margherita, lo facciamo vedere adesso, che invece conta i posti letto dell'offerta ricettiva della città storica. Ebbene, questo contatore invece, che in continua crescita a differenza di quello degli abitanti, ha superato quota 50.016, è stato aggiornato esattamente in questo momento. Si tratta di dati ufficiali dal comune che vengono rielaborati da OCI, Osservatorio Civico della Casa, e da Venezia.com. Io sono qui con Matteo Secchi, presidente di Venezia.com. Secchi, abbiamo superato quota 50.000. Ma siamo in diretta? Siamo in diretta. Buongiorno a tutti. Senta, sempre peggio quindi per quello che riguarda il saldo degli abitanti mentre crescono le affittanze turistiche. Beh, i numeri parlano chiaro, eravamo arrivati a pareggio qualche mese fa e quindi adesso siamo addirittura a più 800, cioè gli abitanti sono meno 800 dei posti letto turistici, quindi... È stata fatta una stima più o meno che secondo i calcoli, se facciamo una media, ogni due giorni chiude una casa, diciamo, a uso residenziale per diventare un'affittanza turistica a Venezia. Sì, questi calcoli sono stati fatti dall'associazione che conta i posti letto, OCIO, che è qui presente con me. E quindi le cifre sono quelle. Si dice spesso Venezia rischia di diventare alla fine un guscio vuoto solamente per i turisti, ma forse più che un rischio oramai è il dato di fatto. Sì, beh, è da un bel pezzo che è così. Noi ci troviamo in una città dove siamo completamente sopraffatti dai turisti, cosa che non sarebbe nemmeno negativa perché noi non siamo contro i turisti, assolutamente, è che sono troppi, c'è un numero sproporzionato tra la Venezia turistica e la Venezia che ci abita e quindi non è più una città, è un parco giochi per turisti. Allora sentiamo anche Maria Fiano, perché voi avete, Maria Fiano è di OCIO, l'Osservatorio Civico Indipendente per la Casa. Noi qua vediamo il calendario dell'Avendo, che è un gioco di parole con l'Avento, e che cosa si trova in questo calendario? Allora si trovano alcune tappe che nel, diciamo così, rispetto delle tradizioni sono state calcolate in 24 tappe, ma ovviamente si tratta solo di una selezione, ai noi, di questo percorso che porta evidentemente alla vendita della città e quindi all'aumento progressivo del numero dei posti letto turistici, sia per quanto riguarda gli appartamenti sia per quanto riguarda poi il settore alberghiero. Quindi una serie di tappe che in circa negli ultimi 8 anni, cioè quando c'è stato poi un aumento considerevole del numero dei posti letto turistici, portano alla situazione che noi stiamo vivendo in questi giorni. Ovunque ci si giri per Venezia si vede un albergo, però la cosa che colpisce è che il 44% dei posti letto turistici, di questi 50.000 posti letto turistici, sono di affittanze turistiche. Sono di affittanze turistiche e grazie al fatto che non c'è una regolamentazione, noi lo ricordiamo, il Comune di Venezia è l'unico comune che potrebbe da più di un anno regolamentare questo
fenomeno e questo settore, e in realtà non lo sta facendo, e questo porta ovviamente a un progressivo aumento dei posti letto in locazione turistica. Tra l'altro questo coinvolge anche il settore alberghiero, nel senso che moltissime delle abitazioni trasformate in abitazioni turistiche, quindi di fatto in non abitazioni, in realtà sono ovviamente delle operazioni condotte dagli alberghi, per cui il settore, diciamo così, della sottrazione di abitazioni di residenti per trasformarle in un mercato ricettivo non regolamentato coinvolge un po' tutti. Dobbiamo dire in conclusione, grazie a Maria Fiano, che questo fenomeno si sta ampliando a macchia d'olio anche a Mestre. Questa per un'altra storia, magari la affronteremo un'altra volta. Per ora ci sono questi dati per quello che riguarda la città storica di Venezia. Più di 50.000 posti letto ad uso turistico, mentre gli abitanti sono 49.200 al momento. Per ora direi che da Venezia è tutto, restituiamo la linea allo studio. Grazie molte a Filippo Fois. Andiamo avanti con la cronaca nera. Vi dicevo che tra poco ci collegheremo con Padova, con Valentina Visentin, per un fatto sconcertante. Una ragazza ha salvato da un incidente stradale una mamma e la figlia disabile, ed è stata insultata via social. Parleremo con le protagoniste di questa vicenda tra pochissimo, ma andiamo sui furti. Vediamo un video che arriva da Albettone, ce l'ha mandato il consigliere regionale Joe Formaggio. Vediamo l'intrusione di due ladri all'interno di una villetta. Siamo ad Albettone, nel basso vicentino. Sono due individui che sono stati ripresi ovviamente dalla telecamera piazzata in giardino. Vedete il palo che guarda se arriva qualcuno. Stando alla ricostruzione dei fatti, si tratterebbe di due stranieri. L'altro, il complice, insiste nel cercare di sfondare la porta finestra che si affaccia proprio sul patio in giardino. Vanno avanti con calci, spallate, probabilmente stanno utilizzando. Intanto è scattato l'allarme, vedete, è scattato l'allarme. Fanno di tutto ed ecco, sono riusciti ad entrare. Ovviamente in questo caso in assenza dei proprietari dell'abitazione, che evidentemente stavano tenendo d'occhio. Adesso restiamo sempre sui furti in abitazione. Nemmeno i sindaci vengono risparmiati dalle razzie. È successo a casa del sindaco di Tre Baseleghe. Vediamo il servizio della nostra redazione di Padova. Faccia a faccia con i ladri. È accaduto anche alla famiglia del sindaco di Tre Baseleghe, Antonella Zoggia. A trovarsi davanti due persone in giardino nel fine settimana è stato il figlio, che ha iniziato a urlare mettendoli in fuga. Un tentato furto nel caso della famiglia della prima cittadina del comune dell'Alta Padovana, ma ad altre persone è andata a peggio, con colpi messi a segno nella frazione di Fossalte, nella vicina Piombino Dese, come era accaduto nelle scorse settimane a Villanova di Campo San Piero. Dal sindaco un appello. È un invito che faccio, quello di avvisare subito sia i vicini di casa, o magari facendo partire proprio l'allarme, sia i carabinieri. Credo che il controllo del territorio delle persone, prima ancora che dei sistemi d'allarme, sia più efficace proprio se ci aiutiamo e se controlliamo gli spazi anche dei vicini di casa oltre al nostro. Furti messi a segno nel tardo pomeriggio, all'imbrunire, quando spesso le persone sono anche in casa o stanno rientrando. Cresce la sensazione di paura e di impotenza. Qui è proprio la sensazione di un passaggio a tappeto, perché sento anche dai miei cittadini, hanno visitato tutte le vie, quelle più abitate e quelle più deserte, hanno visitato in tutti gli orari, hanno tentato di entrare o sono entrati tutti i giorni, quindi sembra proprio il periodo dei furti. In regia per questa edizione di Focus TG, Francesco Cerona, Renato Capoia e Nadia Brazzo. Andiamo avanti con la cronaca nera. Commette una rapina e usa la carta di credito della vittima per comprare in farmacia al supermercato. Non è la prima volta che raccontiamo fatti di questo genere. Una 38enne però in questo caso è stata scoperta e arrestata dai carabinieri di Conegliano.
Aveva messo a segno una rapina ai danni di una 68enne che in bicicletta stava percorrendo via Spellanzon all'altezza del parco pubblico di via Brigata Bisagno. Ha spinto violentemente a terra la donna per portarle via lo zaino che aveva in spalla. La vittima, prima di andare in pronto soccorso, aveva prontamente sporto denuncia presso il comando dei carabinieri di Conegliano. Nel frattempo lo zaino della donna era stato ritrovato, portato ai carabinieri, ma senza il portafogli all'interno. Le indagini dei militari dell'Arma hanno permesso di assicurare alla giustizia la donna, che è un'italiana di 38 anni con precedenti alle spalle. Attraverso le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica sono risaliti a lei grazie alle immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza e perché subito dopo la rapina la 38enne aveva usato la carta di credito della vittima prima in farmacia e poi in un supermercato di Conegliano. La donna ora deve rispondere dei reati di rapina aggravata, lesioni ed indebito utilizzo di carta di credito. L'episodio era avvenuto lo scorso 16 di ottobre. La donna ora si trova ai domiciliari. Un fatto gravissimo a Villorba, vediamo il titolo della tribuna. Di Treviso il solito commando di banditi che ha assaltato una villa, rubati ori, 8 fucili a caccia e munizioni, si parla di un bottino di circa 20.000 euro, il colpo studiato nei dettagli, la refurtiva era contenuta in un armadietto blindato che hanno portato via con un carrello. Giovani vandali in azione a Treviso e Mogliano, in città sono state danneggiate le pensiline degli autobus in Viale Europa, a Mogliano gli arredi di una pasticceria. Erano state rimesse a nuovo da poco le pensiline degli autobus di Viale Europa in occasione dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile, ma sono durate davvero poco. Nei giorni scorsi i vandali le hanno danneggiate, distruggendo lato nord la bacheca degli orari dei bus e causando danni assai maggiori dall'altra parte della strada, dove sono stati spaccati tutti i vetri, probabilmente con un cacciavite o un martello, forse entrambi, viste le tracce lasciate. Vetri anche in mezzo alla strada, segno della bravata dei bulli, perché di bulli si tratta, eppure giovanissimi, a quanto pare già identificati dalle forze dell'ordine. Alcuni residenti dicono si tratti di una banda di ragazzini di San Liberale. Nei prossimi giorni si saprà quali provvedimenti verranno presi nei loro confronti. E vandali in azione ieri sera anche a Mogliano, in piazza Pio X, dove dei ragazzi probabilmente ubriachi hanno danneggiato alcuni arredi della pasticceria moderna, in quel momento chiusa. Chiamati dai residenti, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ora svolgendo le indagini per identificare i responsabili. Ladri, vandali, teppisti, chi più ne ha più ne metta, in tutte le nostre province. C'è stata una rissa violenta nel fine settimana a Ponte di Brenta, sono stati arrestati 4 ventenni. A terra un 18enne kosovaro ferito al volto, bloccati poco distanti, altri 3 giovanissimi, un 22enne connazionale, un 22enne padovano, un 19enne di Pavia. 4 giovanissimi sono stati arrestati dai carabinieri intervenuti sabato notte in piazza Modin per una rissa. Tutti i ragazzi erano rimasti feriti nella violenta colluttazione. Mentre i carabinieri cercavano di identificarli, 4 hanno ricominciato a litigare, colpendosi a vicenda con pugni e calci, tanto che i militari hanno dovuto immobilizzarli e arrestarli per riportare la situazione alla calma. Nella zona della rissa sono stati ritrovati 8 involucri di cocaina e una pistola a salve priva di tappo rosso e con caricatore. In casa del 22enne padovano sono state ritrovate delle dosi di hashish e marijuana. Della marijuana invece è stata consegnata spontaneamente dal 19enne di Pavia. All'origine della rissa ci sarebbero proprio dei debiti legati allo spaccio di droga. Andiamo in diretta a Padova da Chiara Gaiani per un fatto, vi dicevamo, sconcertante, cioè una ragazza che è riuscita a salvare in extremis da un incidente stradale una mamma e la figlia disabile, che in compenso, per come riconoscenza da parte degli haters, è stata insultata. A te la linea, Chiara. Mi sento abbastanza. Direttore, buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo lungo via Montà, nel quartiere di Montà, per chi conosce la città di Padova, con Federica Marinaro, che ringraziamo. Purtroppo la mamma che ci ha scritto in redazione perché portassimo alla conoscenza di tutti questo fatto davvero increscioso, è bloccata nel traffico e non riesce a raggiungerci. Però Federica Marinaro, che presentiamo, una 25enne laureata in psicologia, che tra l'altro lavora anche in una scuola, ci racconta
racconta che cosa è accaduto. Sentite, guardate, vedete, questo è il passaggio pedonale dove è accaduto tutto in un orario di pieno giorno, quindi erano più o meno le 2 del pomeriggio. Federica, lei stava arrivando e ha visto questa mamma, tra l'altro la mamma con un attraversamento qui che state guardando alle vostre spalle, che stanno attraversando, solo che lei era più in difficoltà comunque nell'attraversamento perché ovviamente non ce la faceva, e ovviamente a me è venuto comunque l'istinto, vedendo comunque un'auto che arrivava in direzione opposta, di spingerla, soprattutto comunque per darle comunque sostegno e una salvaguardia, anche se in realtà l'idea nasceva comunque solamente anche di portare banalmente la figlia, perché comunque vedevo che faceva difficoltà. E ripeto, la carrozzina era una carrozzina un po' particolare, sì, la bambina di 2 anni è una bambina disabile. Esatto, soprattutto perché aveva comunque accanto questa bombola di ossigeno che comunque la bambina non respira in modo artificiale, comunque in modo, cioè, ha bisogno comunque di un supporto, ecco, in qualche modo. E io banalmente comunque l'istinto che mi si è venuto era: gli do una mano nell'attraversamento. Mai pensavo che invece un'auto sfrecciasse a tutta corsa, e tra l'altro con un menefreghismo, possiamo dire così, cioè neanche di fermarsi comunque né prima né dopo, cioè ha sostenuto comunque la sua velocità. Ripeto, è stato forse un gesto nato un po' più dall'istinto, neanch'io magari pensato, però sicuramente ha salvato comunque 2 persone, tra l'altro una bambina comunque di 2 anni che veramente è stato comunque proprio una questione di manciata di secondi, cioè potevo anch'io banalmente rimetterci in qualche modo, però in quel momento c'era solamente la salvaguardia di tutelare quella famiglia lì, cioè che era il bene primario per me in qualche modo. Ecco, questo, se volete, è un gesto già di per sé bellissimo da raccontare, non ci ha pensato un attimo, Federica si è lanciata. Questa è una strada di attraversamento, ma Montà è un quartiere davvero molto popolato di Padova, dovrebbero esserci 50 all'ora, ma vi assicuro che non tutti rispettano la velocità e l'attraversamento obiettivamente non è benissimo visibile. Ma sentite, la cosa peggiore è quello che è accaduto dopo, perché la mamma, grata per il gesto di Federica, ha voluto mettere a conoscenza di quante più persone possibili di questa cosa che era accaduta. Si è sentita appunto la sua vita salvata, ma soprattutto quella di sua figlia. L'ha scritto sui social, mai avrebbe pensato quello che è accaduto. Che cosa è accaduto, Federica? Ma è accaduto veramente una cosa, c'è un effetto comunque inverso comunque del gesto, perché sono passata comunque da persona che, ripeto, ha fatto sicuramente un gesto importante, anche se per me ho fatto solamente il mio dovere in qualche modo, ma insulti comunque, anche odio ad ogni comunque tipo e ad ogni sfumatura, cioè, dove tra l'altro mi è anche arrivato messaggi personali ma anche appunto diretti, come devi far la fine di Giulia Cecchettina, cioè veramente mai avrei pensato che un gesto che nasceva a tutela e comunque per una persona, una famiglia, si sarebbe comunque rilevato un odio comunque del genere. Ma questo è uno degli insulti più macro che ho ricevuto, anche più minimi, che può essere comunque dal fatto che è un gesto schifoso, o anche appunto che potevo diventare io, e peccato che non sono diventata invalida come la bambina, cioè veramente gesti e parole offensive che mi dispiace anche vederli, e vedere comunque gente in qualche modo anche infelice, possiamo dire così, ecco, perché è quello che comunque poi si tocca con mano in realtà. E dispiace anche perché comunque tu, cioè io sono anche disposta comunque a farti sentire parte comunque integrante se hai bisogno e di un aiuto, sono qui apposta, ma arrivare comunque a certi insulti credo minimamente che si oltrepassi proprio un limite di civiltà in qualche modo, ecco. Ecco, viene fuori la formazione di psicologa di Federica Marinaro in queste sue parole. Federica, lei sta pensando in qualche modo, a parte averlo raccontato, secondo me serve per diffondere una cultura che sia l'inverso di quello che è accaduto, lei sta pensando di fare qualcosa? In realtà no, ma perché ho paura poi dell'effetto inverso che si potrebbe creare, di più odio e di più comunque massa di gente che andrebbe a limarsi o comunque a offendere comunque me o comunque il gesto che ho fatto. E tra l'altro avrei anche paura che si andrebbe comunque a perdere comunque anche proprio il discorso della salvaguardia che c'è stato e di quello che deve essere la normalità, perché voglio anche proprio sottolinearlo, il gesto che ho fatto deve diventare quasi un gesto di ordinarietà, non di straordinarietà, perché comunque le persone più fragili, comunque più minorate in qualche modo, hanno bisogno comunque di un supporto che è quello che io, ma
che tutti noi possiamo dare per creare una grande comunità, una grande struttura, e credo minimamente che se io incitassi più una denuncia o qualcosa li escluderei. Io invece voglio comunque aiutarli e supportarli eventualmente. Ecco, allora davvero ringrazio Federica Marinaro. La mamma purtroppo non è riuscita ad arrivare, ma noi speriamo di farvela vedere nei nostri servizi di questa sera. Ringrazio anche il collega Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica, e da Padova restituisco la linea allo Chiara, studio. ho solo una curiosità, non ho capito bene i motivi degli insulti, cioè un gesto eroico di una persona che salva 2 vite e viene insultata per quali motivi, voglio dire, perché non so, erano stranieri, che cosa, allora, qual è il fatto? No, allora i protagonisti di questa vicenda sono tutti italianissimi. Federica Marinaro, gliel'ho chiesto prima, vive a Padova ma è originaria di Chioggia, la mamma e la bambina sono di Padova. Un gesto senza alcun senso. È corretto questi insulti? Il direttore mi chiede quali sono le motivazioni di questi insulti. Non ci sono motivazioni? No, non ci sono motivazioni, cioè in realtà alcuni giornalisti magari hanno anche commentato quando hanno fatto gli annunci, potrebbe essere uno sfondo politico, potrebbe essere... Non c'è comunque una natura comunque di nascita, ripeto, ma comunque questo non è stato comunque il mio primo gesto che a me è rivolto, ne sono arrivati anche tutt'altri e di tutt'altro genere anche alla stessa comunque famiglia di Giulia Cecchettin, ed è questo che un po' comunque mi dispiace, che si continui a creare questa massa di odio di gente che, diciamocelo, comunque avrà un'infelicità, comunque una insoddisfazione, ma che noi comunque siamo pronti, comunque noi come collettività, a darci una mano se ci chiede aiuto, ma ripeto, non ha natura né niente, ed è questa la cosa comunque che più mi dispiace, e soprattutto che si continua ad alimentare, perché dall'idea comunque, da un commento di uno arriva poi la massa, che questa è la cosa ancora più, cioè, difficile da comprendere, e poi capire il reale motivo lo vorrei capire anch'io, onestamente. Sì, anche perché è facile mascherarsi dietro una tastiera e poi appunto scrivere delle cose che magari, non lo so, davvero non hanno nessun senso. Direttore, a te. Grazie Chiara, davvero sconcertante, a dire poco. Insomma, la mamma degli imbecilli è sempre incinta, no? E questi haters andrebbero denunciati, e poi può intervenire la polizia postale, quindi dietro querela possono essere accusati di diffamazione e perseguiti penalmente. Questo bisognerebbe fare per cercare almeno di fermarli o di arginare questi insulti e queste minacce senza senso. Vediamo ancora, per quanto riguarda la cronaca, una maxi operazione delle forze dell'ordine nelle zone calde di Vicenza, pattugliamenti dall'alto in notturna, nelle ore notturne, centinaia le persone che sono state controllate, sono scattati anche 2 arresti per tentata rapina. Per la prossima settimana sono previste altre operazioni ad alto impatto anche in provincia. Pugno di ferro contro la microcriminalità, operazione congiunta ad alto impatto messa in campo da polizia, carabinieri, polizia locale e finanza, con l'elicottero che fino a mezzanotte ha sorvolato le aree calde della città, coordinando le pattuglie operative a terra. Servizio volto a contrastare la criminalità diffusa, lo spaccio, la presenza irregolare di stranieri sul territorio e arginare l'escalation di furti che hanno visto oggetto, specie nell'ultimo periodo, la zona della Riviera Berica. Atteso questa recrudescenza dei reati predatori e in particolare dei furti in appartamento, abbiamo ritenuto in sede di comitato di stimolare e intensificare queste attività di controllo straordinario del territorio, fermo restando i consigli che continuiamo a dare a tutti i cittadini di rendersi come dire, antenne sul territorio, di contribuire a segnalare agli organi di polizia qualsiasi situazione sospetta. Campomarzo, stazione ferroviaria, il Quadrilatero, quartieri San Pio X e Stanga, le zone di intervento. 182 le persone identificate, di cui 25 con precedenti, 2 gli arrestati, rintracciati e fermati dal nucleo radiomobile dei Carabinieri dopo aver tentato una rapina. L'Arma dei Carabinieri, tra l'altro, nel corso di questa operazione ha proceduto all'arresto di 2 cittadini tunisini che si erano resi responsabili di una tentata rapina ai danni di un cittadino cingalese.
I controlli sono stati tanti e alcune posizioni sono anche al vaglio dell'autorità giudiziaria e altre dell'ufficio immigrazione della questura. Dispositivo che ha visto l'impiego di 35 uomini sul territorio per la prima delle operazioni ad alto impatto che saranno ripetute in altre zone nei prossimi giorni. Ve ne saranno altri. Saranno diversificati anche su altre aree della città di Vicenza e della provincia di Vicenza. Ci stanno già pervenendo una serie di indicazioni da parte della provincia, quindi sicuramente continueremo su questa direzione. Il nuovo questore di Vicenza, Dario Sallustio, al microfono di Luisa Bertini. La morte di Gianluca Sancin dopo un arresto cardiaco, purtroppo era il presidente del club Volo Libero Montegrappa, aveva solo 50 anni e era atterrato dopo un volo con il parapendio, ha avuto questo malore ed è stato rianimato, ma poi la terribile notizia, shock nella comunità del volo libero. Ieri mattina l'avevo incrociato a colazione, ho detto oggi sei in vacanza, strano di sabato, fa sì, oggi mi sono preso la giornata, c'è un bel sole, vado su a piedi, mi faccio una passeggiata e faccio il voletto e niente, poi l'ho ritrovato steso nel prato. È stato l'ultimo volo, quello di ieri, per Gianluca Sancin, 50 anni, originario di Ponte San Nicolò nel Padovano, adottato da oltre 10 anni dal comune di Borso del Grappa dove viveva. Presidente dell'Aeroclub Volo Libero Montegrappa, istruttore di tandem, uomo libero ed appassionato. Così lo descrive Fabio Loro, istruttore da sempre al suo fianco. L'abbiamo tirato dentro a fare il presidente controvoglia, ma lui non diceva mai di no a nessuno, quindi era 6 anni che si sobbarcava sta roba, che sai, anche ultimamente con le nuove normative gestire un'associazione sportiva è complicato, era sempre lì impegnato. Laureato in scienze forestali, al volo libero aveva dedicato tempo e impegno. Il primo corso nel 2003, 10 anni fa, la scelta di trasferirsi. Era in salute, raccontano gli amici. Rianimato e intubato, ieri dopo un arresto cardiocircolatorio era stato trasportato a Treviso, al Cafoncello, dove il suo cuore ha smesso di battere nella notte. Scoramento, incredulità, smarrimento, perché era davvero un punto di riferimento per tutti quanti. In questa foto il battesimo del volo del sindaco di Borso del Grappa, Flavio Dallagnol. Al suo fianco c'è proprio Gianluca. Gianluca lascia un vuoto enorme nella nostra comunità, negli amici del direttivo dell'associazione Volo Libero Montegrappa, di cui era il presidente, il consorzio turistico Vivere Grappa e i tantissimi appassionati di volo libero che lo hanno conosciuto e apprezzato. Se il meteo lo consentirà, fanno sapere dal club, e la famiglia sceglierà di salutare Gianluca proprio nella sua Borso. Quel giorno il cielo si riempirà di vele per lui e poi c'è un altro impegno che i suoi promettono nel suo nome di onorare. Ci stiamo già impegnando per il trofeo di Pasqua, che lo ha rilanciato lui negli ultimi anni con caparbietà e non è il caso di lasciarlo sfiorire, insomma, ecco. Davvero cordoglio e commozione in tutta la comunità per lo scomparso. Vediamo adesso la notizia che riguarda Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin, che è in carcere, ha compiuto 22 anni in prigione. 22 anni come quelli compiuti da Giulia a maggio. Oggi è il compleanno di Filippo Turetta, detenuto in carcere a Montorio dal 25 novembre dopo essere stato trasferito da quello tedesco di Halle. Nel frattempo, proprio in queste ore, dovrebbe iniziare ad essere analizzata dai carabinieri del RIS di Parma la grande punto nera guidata dal giovane quell'11 novembre, quando ha aggredito a morte Giulia Cecchettin, dandosi poi alla fuga per una settimana fino ad arrivare in Germania, dove è stato arrestato il 19 novembre. L'auto è arrivata venerdì sera in Italia e verrà analizzata in quanto scena del crimine, visto che la possibile coltellata mortale a Giulia è stata proprio data al suo interno. Filippo, in carcere, trascorre le sue giornate come tutti gli altri detenuti che si trovano nella sezione dell'infermeria. Ha libri e una PlayStation e la televisione a disposizione nella saletta comune. Nessun trattamento di favore rispetto agli altri. Divide la cella con un detenuto adulto. Voci del carcere dicono che il ragazzo parli poco e che tiene sempre lo sguardo abbassato.
si vergogna di quello che ha fatto. Filippo Turetta potrebbe ricevere la visita dei suoi genitori, che da quando è stato arrestato ha visto una sola volta, lo scorso 3 dicembre. A loro ha ripetuto quello che ha detto anche ai giudici: non so cosa mi è preso, non volevo. Sabato mattina era stato trovato morto in un fossato e procedono le indagini dei carabinieri per ricostruire i motivi della tragica scomparsa del ciclista di 59 anni trovato in via Molini a Lonigo. L'autopsia sarà svolta in settimana. Lonigo: sarebbe morto per annegamento il ciclista di 59 anni trovato senza vita sabato all'1 del mattino. Il corpo di Tiziano Zin era riverso in un fossato lungo via Molino. I vigili del fuoco e i medici del 118 lo avevano recuperato dal canale di Scolo. Pare che l'uomo stesse rientrando a casa con la bicicletta quando è finito nella canaletta a bordo strada. Esclusa la possibilità che ad urtarlo sia stata un'auto di passaggio, resta aperta l'ipotesi di un malore fatale che potrebbe aver colpito il ciclista facendogli perdere l'equilibrio. Indagini in corso da parte dei carabinieri, solo l'esame autoptico disposto dall'autorità giudiziaria e che dovrebbe essere effettuato in settimana potrà chiarire definitivamente la causa del decesso. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto, se riusciamo. Eccolo qua: elezioni in Veneto, Zaia e il voto nel 2025, la corsa affollata, può succedere di tutto, in una lunga intervista al Corriere del Veneto. E poi la notizia che riguarda Elon Musk e le scarpe di lusso con la X, prezzi tra 400 e $1.000. Avvocato dà delle casalinghe disperate alle agenti di polizia e loro lo querelano. Vietato lanciare palloncini, multe fino a 500 euro a chi sgarra. Il comune, limitiamo l'inquinamento, e qui siamo a Mogliano Veneto, nel Trevigiano. E poi la notizia che abbiamo dato ieri, Toni Negri che è morto a Parigi, litigò con Pannella, dice Michele Boato, e la fuga a Parigi fu un grande errore. Ancora cronaca come sempre nei nostri telegiornali, vediamo, diamo notizie anche delle liti tra vicini, le liti nel vicinato, vediamo da Vicenza. Fine settimana di violenti litigi in città, per cui è stato necessario l'intervento dei poliziotti della squadra volanti della questura. Il primo scoppiato nella serata di sabato in via Niccolò Vicentino. 2 stranieri in regola col permesso di soggiorno, un dominicano e un egiziano, sono stati gli autori di una violenta sassaiola tra la strada e il balcone di un condominio. All'origine del litigio pare sia stato il troppo rumore nei rispettivi appartamenti soprastanti, di cui si accusavano reciprocamente i contendenti. Dopo aver perso la calma, uno dei condomini ha poi estratto un coltello a cui l'avversario avrebbe risposto spruzzando sul volto uno spray al peperoncino. I poliziotti, dopo aver chiuso la strada per evitare che venissero coinvolti i passanti, sono riusciti a disarmare e a separare i contendenti, uno dei quali, colto da malore, è stato portato in ospedale. Una volta dimesso in tarda serata, l'uomo per ritorsione ha staccato la corrente all'intero condominio. Ancora una volta è stato necessario l'intervento dei poliziotti per riportare la calma. Verso mezzanotte è arrivata però un'altra segnalazione in questura per una lite in strada in via Fantoni. Coinvolti ancora una volta 2 cittadini stranieri, entrambi provenienti dalla Libia, in regola con il permesso di soggiorno. Oggetto della contesa è la richiesta del pagamento di un credito. Non essendo presente in casa il debitore, il creditore, anziché andarsene, ha ripetutamente suonato i citofoni, infierendo e danneggiando con un bastone un'automobile parcheggiata sotto il condominio. Solo l'intervento degli agenti della Polizia di Stato ha riportato la calma nel quartiere. I fatti segnalati all'autorità giudiziaria serviranno per accertare le responsabilità ed eventualmente applicare ulteriori misure di prevenzione nei confronti delle persone coinvolte. Servizio di Daniele Garbin, vediamo un titolo del Gazzettino: la cena aziendale al ristorante finisce malissimo. Quando tornano al parcheggio scoprono che i ladri hanno razziato le auto. Tanto per cambiare, c'è stato questo Rai nelle auto, fuori dal perché. Questo è il nome del ristorante. Assumeremo, hanno detto i titolari del ristorante di Roncade, un vigilante. Turni rafforzati sotto le feste a Conegliano. Il comando di polizia locale si è dotato di nuove telecamere. Gli occhi elettronici ora sono più di 300.
La Fontana dei Cavalli in tempo reale, l'ultimo occhio elettronico installato dal comando di polizia locale di Conegliano va ad aggiungersi alle oltre 300 telecamere già installate di ultima generazione negli altri comuni della gestione associata. Telecamere programmate per monitorare il passaggio dei veicoli e le loro classi ambientali. Le immagini sono registrate e sempre a disposizione. Ogni giorno identifichiamo centinaia di persone su tutto il territorio e questo naturalmente serve per prevenire e avere anche un quadro delle persone e dei veicoli che girano sul territorio. Per il Natale i turni sono stati rafforzati. Abbiamo un incremento di persone, soprattutto nelle zone centrali della città, in quanto è allestito il villaggio di Natale, quindi c'è una concentrazione di pubblico maggiore. Ricordo che solo all'inaugurazione c'era una concentrazione di 10.000 persone in centro città e quindi sicuramente la presenza delle forze dell'ordine è importante. Da quest'estate è entrato in servizio anche REI, cane antidroga, che ha già portato risultati importanti. In campo tutti i giorni, con turni anche notturni, diversi quantitativi di droga trovati nei pressi di Parco Mozart, la zona dell'autostazione e nei parchi cittadini negli ultimi mesi. Proprio l'ultima volta è riuscito a trovare questo panetto di hashish scavando sottoterra, era nascosto sottoterra e quindi lui l'ha fatto riemergere e quindi è stato sequestrato. Servizio di Anna De Roberto, lunghe code in autostrada da questa mattina all'alba per un auto articolato che ha perso il carico. Il passante di Mestre direzione Milano. Le code si sono verificate tra l'allacciamento con l'A57 e lo svincolo di Preganziol. Il traffico in A4 proveniente da Trieste è stato deviato in A57 tangenziale di Mestre per evitare ulteriori incolonnamenti. L'episodio non ha provocato feriti e non risultano altri veicoli coinvolti. Il mezzo pesante ha sbandato scontrandosi contro le barriere di sicurezza. Il personale di Concessioni Autostradali Venete è intervenuto sul posto a chiudere 2 corsie di marcia. E il carico di un auto articolato è andato completamente distrutto da un incendio scoppiato nel fine settimana. Ancora ignote sono le cause del rogo. Fiamme in un auto articolato parcheggiato durante la notte del weekend in viale Grappa. Nessun ferito, ma il carico del mezzo pesante è andato completamente distrutto. I pompieri subito accorsi in serata con un'autopompa, un'autobotte e una squadra di 7 operatori hanno impedito che le fiamme si estendessero all'area circostante. Il rogo pare proprio che sia partito dal carico stesso tra i sacconi di materiale sfuso trasportati. Le cause sono al vaglio dei tecnici intervenuti. Sono state necessarie 3 ore per la messa in sicurezza della via e il transennamento per lo smaltimento del materiale bruciato. Andiamo nel Bassanese per lavori in corso, vediamo di cosa si tratta. Pioggia ristoratrice e tanti nuovi finanziamenti per le opere di bonifica del territorio. È stato un anno prezioso per il Consorzio di Bonifica Brenta che chiude il 2023 con importanti investimenti. Stiamo ultimando l'impianto di Colceresa per 12 milioni di euro. È partito l'impianto di Bassano del Grappa per 10 milioni e 400 mila euro che andrà a fornire l'irrigazione a Bassano del Grappa e Rosà per 650 ettari. In programma lavori anche alle centrali idroelettriche. Stiamo appaltando lavori per 10 milioni e 240 mila euro per quanto riguarda l'ammodernamento delle centrali idroelettriche. Finanziamento di 1 milione e 750 mila euro per l'estensione della zona di irrigazione di Sandrigo, investimenti anche lungo il canale di Scolo-Fratta. È arrivato un finanziamento sul Fratta a Montegalda per 600 mila euro, altri 300 mila euro sono arrivati sempre per il Fratta a Veggiano. Pioggia caduta con maggiore regolarità in questo 2023, acqua che ha messo in sicurezza le falde e risorse del territorio e non solo. Le piogge di quest'estate sicuramente hanno aiutato molto il lavoro del Consorzio, ma soprattutto hanno aiutato sotto l'aspetto economico perché siamo riusciti a dare un servizio utilizzando pochi kilowatt e quindi anche se l'energia è rimasta a un prezzo elevato siamo riusciti a contenere i costi. Purtroppo sempre incidenti sulla 4 nel tratto maledetto Portogruaro-Cessalto, parliamo della Venezia-Trieste, le proteste della comunità e soprattutto del sindaco che ha minacciato di restituire la fascia al prefetto e un appello del parroco. Sentiamo.
La scia infinita di incidenti che si verificano sulla A4 e le conseguenze sulla viabilità ordinaria al collasso dei comuni del Veneto orientale hanno pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana delle famiglie di questo territorio. A lanciare l'allarme Don Mauro Gazzelli, arciprete delle 3 parrocchie di Cessalto, in prima linea per cercare di far cessare la lunga serie di lutti sulla strada. Sua l'iniziativa che ha fatto il Giro d'Italia della messa al casello autostradale della A4 nell'ormai tristemente noto tratto maledetto. Le nostre famiglie sono terrorizzate, mettetevi nei panni di io genitore che ho mio figlio da educare alla strada e dare anche autonomia ai figli. Come fai a insegnare ai nostri figli, alle nuove generazioni, l'autonomia di andare in bicicletta, di camminare a piedi? In questa strada qui tu rischi che per schivare un pedone, evitare un motorino, tu puoi andare giù per il fosso. Don Mauro ha avviato una campagna di sensibilizzazione nelle scuole e gli stessi ragazzi hanno realizzato un disegno che ne è diventato il simbolo, applicato su adesivi e magliette. Un appello che abbiamo fatto, questo adesivo, balordo a bordo, è per dire già possono capitare disgrazie sulla strada perché mancano le infrastrutture, come qui a Cessalto, e siamo troppo limitati. Ecco, ci manca solo che qualcuno diventi balordo a bordo. Questo va messo non sul vetro della macchina, davanti sul cruscotto. Non diventare così, sei bravo, rimani bravo, non fare queste cose. E dal parroco di Cessalto arriva un appello diretto al ministro Salvini. Un appello che faccio al ministro Salvini, che si è impegnato, gli metterei questi adesivi sui bicchieri dell'autostrada quando tu prendi qualsiasi bevanda. Ecco, metterlo proprio, soprattutto nel nostro tratto, nei nostri autogrill, qui ci vorrebbe almeno questo, per aiutarci allora a avere ancora più prudenza. Balordo a bordo non è male, complimenti al parroco di Cessalto. Vediamo il titolo e torniamo ai ladri, perché c'è una folla di ladri, una moltitudine di ladri impressionante. C'è stato un furto tra i banchi di Santa Lucia, qui siamo a Vicenza, cittadini detective in questo caso ritrovano la refurtiva. Il colpo durante l'allestimento del mercatino delle feste di Borgo Santa Lucia. E furti anche nella parte alta della Marca, tra Cappella Maggiore e Cordignano. Sono tornati i ladri e con loro la paura dei residenti. Un appello preciso arriva dal sindaco Maria Rosa Barazza, che è spesso qui ospite a Focus. Vediamo. Uno degli ultimi colpi è stato messo a segno in questa casa in Borgo Gava, a Cappella Maggiore, con la proprietaria che quando è rientrata ha trovato le impronte di fango ancora fresche e le proprie cose per aria. A mancare all'appello alcuni gioielli, 200 euro in contanti e una borsa firmata. Su tutto il terribile sospetto di essere stata pedinata, spiata nei movimenti, che poi è il tratto distintivo dei tanti troppi episodi che nell'ultimo periodo si stanno registrando in questo angolo di Marca, tra Cappella e Cordignano, dove tra l'altro è una BMW scura vista allontanarsi dopo un tentato furto, con i ladri messi in fuga da un allarme nella frazione di Villa di Villa. Tutte zone già bersagliate nelle settimane scorse e con i ladri è tornata la paura. A Cappella Maggiore si è corsi ai ripari con la rete di controllo di vicinato, dove è attiva anche una chat ufficiale con regole precise. Per essere inseriti in questa chat bisogna comunicarlo al comune, si dà la propria disponibilità, il consenso ovviamente all'utilizzo dei dati, e poi quando qualcuno segnala, intanto tutti gli altri vedono quello che sta succedendo e quindi magari stanno ancora più attenti. Per contro, io o l'assessore che vediamo quello che sta succedendo, segnaliamo immediatamente, facciamo le verifiche del caso con la persona che l'ha segnalato ancora più approfondite e segnaliamo immediatamente alle forze dell'ordine. La tempestività fa la differenza, dice Barazza, e qui ognuno deve fare la propria parte. È un cercare di responsabilizzare le persone, a avvisare subito quando vedono qualcosa, perché quello che accade più di frequente è che te lo dicano dopo un'ora, dopo 2 ore, ma lì non serve più niente, serve prima, subito, nell'immediato, perché se siamo rapidi magari qualcosa riescono a fare i carabinieri, altrimenti possono solo dire vabbè, sono passati di qua, ma poi purtroppo ormai quello che è successo è successo. Splendida località Cappella Maggiore, grazie alla sindaca Maria Rosa Barazza. Diamo un'occhiata a cosa è successo nel Veronese attraverso l'Arena di Verona. Bomba Day a Parona, fissata la data del disinnesco. 3.000
veronesi evacuati. Rintracciato l'automobilista pirata che ha travolto 2 giovani caduti in strada dopo una lite, entra in un'abitazione per rubare ma viene sorpreso e aggredisce i carabinieri. Questo è successo a Sanguinetto. Invece l'appello dopo la frana sul Garda: fermatevi con la ciclovia, se ci fossero state delle persone sotto. C'è la polemica sulla ciclovia lungo le sponde del Garda. Infine il problema alcol alla guida e incidenti, l'esperto attenti a cocktail e aperitivi. Una giornata di vaccinazione straordinaria contro il Covid, quella di ieri a Treviso, Asolo e Conegliano, Vax Day organizzato dall'azienda sanitaria al fine di rafforzare l'offerta vaccinale per far fronte al recente aumento del numero di casi positivi al Covid e delle ospedalizzazioni. 3.600 i posti disponibili, ma si sono presentati e vaccinati molti di più, e poi bisognerebbe fare anche il vaccino anti-influenzale, perché c'è questa abbinata Covid e influenza. Molti non vaccinati sono a casa a letto con la febbre. Vediamo. Vax Day festivo prima del Natale nei 3 distretti dell'ULSS 2 ed è stata affluenza record soprattutto alla Madonnina. Esauriti i posti su prenotazione, centinaia le persone che già stamattina si sono presentate anche senza aver prenotato ed hanno comunque potuto effettuare la vaccinazione contro il Covid, ma anche l'anti-influenzale. Sta andando molto bene, è un grande afflusso e di questo siamo felici. E addirittura anche tanta gente non prenotata, abbiamo già superato all'oggi 600, adesso 600 vaccinazioni, stiamo facendo anche anti-influenzali, quindi bene, direi proprio bene, una bella presenza, e questo ci fa ben sperare anche per il fatto che così riusciamo in qualche modo a frenare il Covid. In molti hanno pensato di immunizzarsi ora per affrontare le feste con maggior tranquillità. Per il Covid il picco è previsto per Capodanno. Il picco sarà il 30 di dicembre, quindi fino al 30 di dicembre dobbiamo aspettarci chiaramente un incremento, cosa che abbiamo in ospedale, anche se bene o male sono sempre 120-130 i ricoverati complessivamente, però abbiamo un bel numero importante di nostri collaboratori che sono a casa col Covid. Stiamo superando ormai 150 persone. A presentarsi oggi soprattutto le categorie per le quali la vaccinazione è particolarmente raccomandata. Per quanto riguarda il Covid, il consiglio è di vaccinare le persone over 60, quindi dai 60 anni in su, chiaramente con maggior motivazione per quelle persone che hanno delle pluripatologie e sono molto avanti negli anni. Intanto in questi giorni sono numerosi i trevigiani costretti a letto da Covid, influenza e altre forme virali che stanno decimando luoghi di lavoro e scuole. Diciamo che si vanno a sommare Covid, si va a sommare l'influenza, ma poi ci sono anche altre virosi che non sono né Covid né influenza, perché abbiamo tanti virus che possono dare infezioni delle vie respiratorie. Chiaramente si sommano, abbiamo tante persone in questo momento ammalate, che può andare dal semplice raffreddore a qualche linea di febbre a delle forme più aggressive, e questo è vero, abbiamo quindi più infezioni virali in questo momento in atto, e la vaccinazione è uno degli strumenti per poterci difendere. Andiamo in diretta a Preganziol da Lucio Zanato, perché banditi sono entrati nel distretto sanitario di Preganziol e hanno fatto saltare con dell'esplosivo una cassa per il pagamento dei ticket. A te, Lucio. Buongiorno direttore, sì, abbiamo sentito prima che c'è chi va nei distretti sanitari per prenotarsi la vaccinazione, invece ieri sera alle 22 i ladri sono entrati qui ma per portarsi via i soldi di chi pagava i ticket. Con Nicoletta vi facciamo vedere che hanno aperto questa porta laterale del distretto sanitario, e adesso, se Nicoletta mi permette, io passo sotto perché vi facciamo vedere sostanzialmente questa è la porta posteriore del distretto sanitario di Preganziol, che adesso tra l'altro è fuori uso. Allora, sono intanto con il vice sindaco Stefano Mestriner qui di Preganziol, e come vedete praticamente i malviventi hanno approfittato di questo piazzale. Ieri intorno alle 22 qui è densamente abitato, direttore, nel senso che qui ci sono tantissime famiglie, un luogo mediamente tranquillo. Alle 22 invece a un certo punto un botto dentro a questi uffici, vedete, adesso noi vi facciamo vedere da fuori, poi magari questa sera vi facciamo vedere un po' meglio. In ogni caso sono entrati da di dietro, sono arrivati nel posto dove c'è il ticket, e adesso Nicoletta vi fa vedere
vedete, porta antipanico non utilizzare, ovviamente poi loro sono usciti, e quella è la cassa che vedete adesso è completamente coperta ed è stata fatta saltare. Dicevo, sono con il vice sindaco di Preganziolo, Stefano Mestrinar. Vice sindaco, ennesimo colpo nella Marca, in questo caso addirittura con l'esplosivo in mezzo alle famiglie una domenica sera, c'è da pensare. No, l'aspetto inquietante sì, in questo caso è l'uso dell'esplosivo, per fortuna nell'atto assolutamente grave, per fortuna è avvenuto in un orario in cui ovviamente il distretto non era frequentato e non c'erano persone nelle vicinanze. Vero anche che alcuni residenti che ho incontrato prima dicono che non hanno sentito nemmeno tantissimo rumore perché probabilmente hanno usato l'esplosivo inserito all'interno del bancomat, diciamo, della macchina dei ticket, però certamente è inquietante l'episodio, ma così come è inquietante quello che si sta registrando nel territorio della provincia. A proposito di registrazioni, voi avete le registrazioni delle telecamere, quindi in questo momento state visionando insieme alla polizia la banda, perché qui si parla di una banda. Probabilmente una banda, adesso questo non sappiamo in quanti siano intervenuti, ce lo dirà. Del sistema. Problema con il collegamento, vediamo se riusciamo a ristabilirlo. Intanto vediamo dei titoli dai giornali nazionali. Questo è il Fatto Quotidiano. Manovra nella notte, il sì alle modifiche dalle opposizioni, fondi contro violenza sulle donne, no allo smart working, niente sul super bonus. E poi lo sciopero dei medici anche qui in Veneto contro il governo, la sanità pubblica è ormai una mangiatoia per i privati, protestano le ostetriche, fondi non ci considerano. Vediamo se per caso abbiamo ripristinato il collegamento con Lucio Zanato, altrimenti possiamo andare in pubblicità e poi riprendiamo da questo assalto con l'esplosivo alla cassa automatica del distretto sanitario di Preganziolo. Pubblicità, torniamo subito. Torniamo in diretta a Preganziolo da Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. A te di nuovo la linea, Lucio. Grazie direttore, ripristinata la linea, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma d'altra parte il freddo può capitare di questi tempi. Allora stavamo dicendo assalto qui al bancomat, anzi al pagamento automatico dei ticket all'interno del distretto sanitario qui in via Palladio a Preganziolo. Stavamo dicendo con il vice sindaco che c'è l'impianto di videosorveglianza, in questo momento uno dei vigili della polizia locale sta collaborando con i carabinieri, per cui sicuramente ci sono le immagini di quella che presumibilmente è una banda. Abbiamo detto anche che la deflagrazione è stata abbastanza limitata, quindi vuol dire che sono professionisti, probabilmente avranno messo un po' di acetilene o forse addirittura la polvere pirica, adesso lo stabilirà la scientifica. Abbiamo visto prima tra l'altro appunto personale della scientifica che è venuta a visionare poco prima della diretta. Però il vero tema è il controllo del territorio, perché qui non ci possono essere carabinieri ogni 3 metri e quindi l'appello come amministratori, come fanno tutti i sindaci, qual è? Voi avete il controllo di vicinato? Noi abbiamo 8 gruppi attivi sul territorio comunale, più di 400 persone iscritte ai gruppi di controllo di vicinato e quindi l'invito è a partecipare a questo controllo, diciamo, di comunità, perché qualsiasi tipo di segnalazione che arrivi anche dai cittadini è fondamentale, molto spesso anche per prevenire episodi criminosi che purtroppo si stanno verificando nel territorio in questi giorni, lo sentiamo. Ma se uno ad esempio dice ma io non so, poi dicono che sono, sì, magari vedo una macchina strana, ma poi dicono che creo allarme per nulla. Allora, il controllo di vicinato esiste proprio per questo, quindi c'è chi poi coordina i gruppi che va a verificare assieme alle forze dell'ordine la correttezza, la fondatezza delle segnalazioni. L'importante è comunque segnalare, poi chi di dovere valuta se la segnalazione è fondata o meno, però segnalare movimenti sospetti è assolutamente fondamentale. Noi quello che diciamo è che sicuramente ci vuole un incremento di uomini delle forze dell'ordine sul territorio, perché quelli che ci sono fanno
fanno tantissimo e va sempre un plauso a loro per il lavoro che fanno, per le ore che impiegano, per la qualità del lavoro che fanno. Certo, gli organici delle forze di polizia da parte del Ministero dell'Interno forse andrebbero un po' integrati, ma anche noi tutti come amministratori e come cittadini abbiamo il dovere di fare la nostra parte, perché la sicurezza è una questione di comunità e più occhi attivi abbiamo sul territorio, ognuno nel rispetto dei propri ruoli, e meglio è per la sicurezza di tutti. Insomma, guardarsi le spalle guardando le spalle agli altri, direttore. Se vedete una luce accesa con una casa che sapete i vostri vicini sono via magari per il fine settimana, se vedete qualche movimento strano di macchine che non conoscete, magari anche con la targa un po' rovinata, come è successo ad esempio a Cappella Maggiore, che hanno visto questa BMW nera circolare a Cappella Maggiore ma anche a Villa di Cordignano e non si è riusciti a leggere la targa perché era stata rovinata intenzionalmente, chiamate il vostro referente del controllo di vicinato oppure chiamate le forze dell'ordine. Esattamente, o il controllo di vicinato per chi partecipa ai gruppi o direttamente ovviamente le forze dell'ordine perché possano valutare la segnalazione e intervenire. Nel territorio appunto abbiamo anche sistemi di videosorveglianza, abbiamo targa system che leggono le targhe, quindi ci auguriamo che rispetto a questo episodio tutta la strumentazione, tutta anche la tecnologia che c'è sia utile per individuare chi ha compiuto questo gesto. Ecco, per ultimo, direttore, poi ti do la linea, non è stata ancora quantificata, diciamo così, l'area furtiva, i soldi che sono stati portati via, li stanno ancora verificando. In ogni caso il distretto sanitario è comunque operativo, questo va detto, nel senso che la deflagrazione si è limitata solo alla macchina e quindi se qualcuno deve venire comunque per visita o quant'altro, qui è operativo. 6 domande, se no a te la linea. Grazie Lucio, grazie molte a te e al tuo ospite. Andiamo avanti con altri servizi. Qui parliamo di botteghe storiche. È stata un'occasione per parlare di economia locale l'incontro con le autorità a Belluno organizzate dalla Camera di Commercio in occasione delle festività natalizie. Sentiamo. Sono spariti sempre di più i negozi, a favore ovviamente dei centri commerciali e delle mail, acquisti di mail, e quindi noi man mano che il tempo passa diciamo siamo sempre meno. L'allarme dei commercianti del centro per la diminuzione del numero di negozi che riescono a resistere alle sfide a cui sono sottoposti in questo momento storico. Per capire come fare abbiamo sentito le testimonianze di alcuni rappresentanti delle 27 botteghe storiche cittadine riunite in associazione. Ci vuole molto tempo per impararlo un mestiere del genere. Il mio, come tanti altri, insomma, che sono attività storiche. Il nonno, il bisnonno, è un'attività che continua da 127 anni. Questi sono disegni fatti dal nonno che risalgono agli anni 30-35. E mio nonno, Gino Daltoso, era un grande artista. Il patrimonio di ciascuna famiglia è anche il patrimonio di una città, per questo va tutelato. È giusto tutelarle, è giusto anche poi comunque tenere la peculiarità, perché un po' quello poi alla fine è il fatto che ci fa andare avanti, il fatto di essere comunque delle botteghe uniche nel nostro essere. Il segreto di lunga vita di un negozio, in particolare io parlo per il mio, sia proprio il rapporto che ho avuto sempre con i fornitori, appunto dei loro piani, i Zegna. Perché? Perché ho sempre cercato la qualità. Secondo me la qualità, la fiducia col cliente, avere sempre un rapporto onesto, veramente quello secondo me è un po' la chiave, diciamo. Per consentire che rimanga vivo questo tessuto sociale vanno adottate precise politiche e garantite determinate condizioni. Bisogna incentivare, cercare di incentivare anche le piccole attività, comunque magari con certe agevolazioni riguardando tasse o imposte, queste cose qua che il comune può fare. Come Vicenza, come centro, abbiamo bisogno innanzitutto della sicurezza. Sicurezza, questo è importante. È anche un po' un punto dolente. Comunque creare dei parcheggi satellite, quindi che possono comunque agevolare poi le persone a venire in centro. Aumentare, raddoppiare i parcheggi. Io continuo su questo tasto anche con la nuova amministrazione, proprio perché credo che sia fondamentale per lo sviluppo di una città. Ha bisogno di diventare un po' una città di cultura. Ha bisogno di sfruttare molto di più quello splendido contenitore che è la Basilica Palladiana, che pochi al mondo possano godere di una cosa del genere. Benissimo, questo era il servizio sulle botteghe storiche di Vicenza. Andiamo a vedere invece quello sulla Camera di Commercio di Belluno.
Camera di Commercio, consueto incontro di fine anno per fare il punto sull'andamento dell'economia nelle terre alte. Economia che fa ben sperare, ma che va sostenuta. Questo è l'auspicio. Che l'economia bellunese, visto che siamo nella casa delle imprese, nella casa dell'economia, continui a essere un'economia positiva nonostante la crisi, nonostante l'inflazione e la geopolitica che ci mette impegno a renderci la vita difficile. E quindi i nostri imprenditori sapranno sicuramente rispondere come sempre fanno, con le loro esperienze, con la loro capacità e la caparbia che li distingue. Inevitabile parlare delle Olimpiadi di Milano-Cortina, sottolineando l'importanza delle Dolomiti nell'assegnazione della competizione a 5 cerchi. Io mi auguro che questa pista si faccia. Le Olimpiadi sono Milano-Cortina. Cortina ovviamente ha un suo brand e non si può sfruttare il brand e lasciare poi Cortina da parte. Io mi auguro che entro o subito dopo Natale si decida, perché il tempo corre e soprattutto perché merita tutta quell'attenzione e tutto quell'impegno che ci abbiamo messo noi, parlo in termini generali, come collettività a sostenerla, ma soprattutto perché le Dolomiti sono una perla. È grazie alle Dolomiti che le Olimpiadi sono arrivate in Italia. Presidente Mario Pozza, sulle Olimpiadi 2026, tra l'altro sembra che Salvini abbia dato, il Ministro delle Infrastrutture Salvini abbia dato un altro sì alla costruzione di una pista da bob con costi limitati e impatto ambientale ridotto. La vicenda del Prošek, cioè il prosecco dei croati, sembrava che tutto fosse stato deciso a favore del vero prosecco, ma non è così, perché continuano a tenerlo sugli scaffali e a commercializzarlo. Foto come questa arrivano quasi ogni giorno ai consorzi di tutela del Prosecco e poco importa se il vino in questione è più da dessert che da aperitivo. Per il consumatore sullo scaffale è facile scambiare per Prosecco il Prošek e al momento è tutto legale, perché il caso Prošek croato è tutt'altro che chiuso ed archiviato. L'ha sottolineato l'europarlamentare Rosanna Conte nel corso di una cerimonia per la consegna di borse di studio al Cerletti di Conegliano. Perché la Commissione non si è ancora pronunciata sul ricorso che è stato fatto dalla Regione Veneto. Quindi i croati cosa stanno facendo? Stanno cercando, a causa della campagna elettorale ovviamente cercano di spingere, stanno dicendo che c'è la possibilità di questa omonimia perché questo dossier di indicazioni geografiche protette non ha effetto retroattivo. Il Parlamento europeo nel frattempo ha votato la tutela delle indicazioni geografiche protette che entrerà in vigore a febbraio, ma il mancato pronunciamento della Commissione, tra l'altro in scadenza elettorale, potrebbe mantenere la confusione sul Prošek, creando una falla nel sistema di tutela del termine Prosecco. Io ho visto che le notizie sono uscite da parte dei croati che ovviamente vogliono entrare nel commercio del nostro Prosecco perché creando confusione hanno più possibilità di venderlo. Servizio di Lucio Zanatto, bilancio di fine anno per Confartigianato a Castelfranco Veneto. È stato un anno positivo il 2023 per le imprese del territorio, ma resta il nodo dell'occupazione, c'è mancanza di personale. Per far fronte al caro energia, l'Associazione degli Artigiani compra all'asta energia elettrica per offrirla a prezzi agevolati alle imprese. Mettiamo all'asta una serie di kilowatt alle aziende che vogliono partecipare. Questo è un sistema nuovo che ci aiuta a capire le bollette, a fare una certa pulizia e avere un costo, diciamo, controllato e certo. Acquistare energia elettrica e rivenderla alle imprese che lo desiderano. È questa la novità che la Confartigianato della Castellana mette in atto per far fronte alle problematiche del caro energia che colpiscono ormai da quasi 2 anni le piccole e medie imprese che caratterizzano il territorio. Nonostante il periodo di incertezza legato al Covid prima e all'inflazione poi, il bilancio del 2023 resta in positivo. Su più di 1.100 imprese del territorio il fatturato raggiunge complessivamente i 250 milioni di euro, ma tenere banco nelle prospettive e previsioni per il 2024 resta il nodo occupazionale. Per questo Confartigianato sta mettendo in atto strategie per incentivare l'ingresso dei giovani nelle aziende. Noi come Confartigianato abbiamo messo in campo e siamo tra i pochi in Italia come associazione che ha fatto degli accordi con le scuole professionali dove i ragazzi del 4° e 5° anno li inseriamo nelle aziende
i numeri sono circa un'ottantina di aziende e quindi relativi ragazzi che ad oggi stanno praticamente frequentando e stanno lavorando nelle aziende, vengono assunti, vengono regolarizzati anche i contributi. Non solo iniziative per cercare di portare nelle aziende un ricambio generazionale graduale, ma anche offrire servizi al passo con le necessità del mercato per gli associati, come per esempio lo sguardo verso l'estero. Con il mercato mondiale è sempre di più importante e per la piccola impresa il problema verso l'estero è proprio a livello organizzativo, fiscale, e quindi abbiamo pensato anche con una collaborazione con l'ICE, di cui già quest'anno a cadenza mensile riusciamo ad avere degli incontri dove si riscontra un buon afflusso di imprese per rispondere alle loro esigenze. E intanto gli artigiani della CNA sono andati verso la fusione tra Padova e Rovigo. C'è stato un primo evento pubblico con la premiazione di 24 aziende. 6.000 aziende e 9.000 lavoratori impegnati. Sono i numeri della CNA, la Confederazione Nazionale Artigiani, dopo la fusione tra le realtà di Padova e Rovigo, che incoronano la nuova realtà di queste due province come la più forte del Veneto, che si appresta ad affrontare le due principali sfide del 2024. Una è l'intelligenza artificiale e l'altra è la coesione sostenibile. Ecco, noi come associazione stiamo portando avanti questi due temi importanti per dare supporto alle aziende, per far sì che le aziende possano avvicinarsi sempre di più all'intelligenza artificiale e per vederla come uno strumento importante di crescita per le nostre aziende artigiane. Non solo sono stati capaci di adattarsi, ma sono anche stati capaci di introdurre modelli nuovi a cui altri non avevano pensato. Basti vedere che dopo la pandemia molte imprese artigiane erano già pronte a ripartire, ma avevano cambiato l'oggetto sociale, avevano inserito nuovi servizi al loro interno. Nel CNA Day 2023, la 7ª edizione, premia 24 aziende di Padova, Rovigo, dell'Alta Padovana e della Bassa Padovana, e poi premia il pensionato e il dipendente dell'anno, alle aziende femminili e a quelle giovani e sostenibili, il tutto nell'affascinante contesto del Teatro Verdi di Padova. Premiamo 24 imprese dove hanno saputo nel 2023 lavorare proprio con quello che ci contraddistingue noi, l'essere artigiano, la passione, la resilienza, il nostro saper fare e la nostra voglia di fare. Dove c'è un problema, per noi non è un problema, è una situazione difficile che sappiamo sempre come trovare la strada giusta per risolverla e per andare avanti. È meglio conoscere un buon falegname che un cardiochirurgo, perché è difficile trovarli, per cui è grande. Si adattano sempre, penso abbiano anche un periodo molto intenso e efficiente con tutto quanto quello che è successo all'inizio al 110%. È un settore trainante l'artigianato dell'economia veneta. Ora credo che le fusioni in questo caso debba avere la capacità di mettere a valore tutte le peculiarità di un territorio. E poi spazio all'imprenditoria femminile. Il territorio di Rovigo porta in dote una presenza importante in questo settore. Anche le nostre imprese femminili, perché CNA ha anche un ramo che parla praticamente CNA Impresa Donna, costituito dall'imprenditoria femminile, e è molto presente nel territorio. Vediamo due notizie abbastanza strane, cioè la prima è questa: i bimbi del nido si stendono sul pavimento per guardare le bellezze della scuola grande di San Rocco a Venezia. Il guardiasala li caccia dicendo che i bambini sono stati indecorosi ed è una reazione abbastanza stravagante e anche discutibile. E poi la vicenda della Fontana delle Tette di Treviso, che è stata portata alla ribalta da Striscia la Notizia con l'accusa addirittura di sessismo. Vediamo. L'ho vista a Striscia che hanno fatto il servizio e ho detto: guarda, fanno stasera, io domenica vado a Treviso, devo andare a vederla. Se c'è un effetto ottenuto dal servizio sulla Fontana delle Tette sessista è stato quello di incrementare la curiosità di tantissimi turisti per questo simbolo di Treviso. Addirittura dal Bangladesh per partecipare al rito di bere, toccando quelle che uno dei tanti storici cittadini definiva nel 1800 le poppe trevigiane. La tesi partiva dal rito scaramantico che si faceva su un'altra statua femminile, ovvero toccare il
seno alla veronese Giulietta. Da qualche settimana è diventato un gesto sessista, niente meno per alcuni consiglieri comunali della germanica Monaco di Baviera. Gli amministratori teutonici chiedono per par condicio una statua di Romeo da toccare, anche se non specificano bene dove. E come tutti i sassolini che rotolano giù dalla rupe dell'informazione globale, in breve è diventato un tema quasi imbarazzante, soprattutto per i maschietti. Secondo lei, detto così, è sessista o no sta storia? Di questi tempi non mi esprimo. Invece, secondo te? Non mi dire che di questi tempi è meglio non esprimersi. Mi cancellano. Rischio. E dopo la pubblicità, questo è il secondo aspetto che emerge da questa storia, mentre il terzo è la disinvoltura con cui rispondono in maniera netta le donne su sessismo e Fontana. Stiamo esagerando. È una ben altra cosa, penso. Però suo marito ha toccato le tette. Ha fatto bene. Senta, il sessismo è un'altra cosa, per piacere, direi, sì. Lasciamo stare. Ci sono delle esagerazioni adesso da una parte o dall'altra. Questa è una tradizione e bisogna incanalarla come una tradizione, basta. Infine è la filosofia orientale che traccia il pensiero corrente. Se lo pensi con un pensiero che è sessista, allora sì, se lo vedi come un'arte, come un'opera d'arte, allora no. Intanto, tra temerari indifferenti alle possibili critiche e i tanti che si fanno fotografare vicino alla fontana, la morale che lascia questa storia la spiega bene questa signora. Le conviene non esprimersi ai maschi, assolutamente, siamo d'accordo, queste cose le possiamo dire noi come donne, punto. A voi maschietti siete in libertà vigilata, vi conviene volare basso. Libertà vigilata, volare basso, interviste di Lucio Zanato. Andiamo a Bassano del Grappa, dove dovrebbe volare sempre alto, così nell'immaginario collettivo, il ponte degli Alpini, il Ponte Vecchio, che ha bisogno di essere ogni tanto curato e ripulito. Sentiamo. Addetti ai lavori impegnati per l'intera giornata nella pulizia della pavimentazione del Ponte Vecchio, tra l'altro stanno, come vedete, stanno lavando proprio il pavimento utilizzando, ci dicevano, un detergente neutro apposta per non rovinare la struttura. Al termine della pulizia provvederanno al posizionamento di un impermeabile e di una sostanza protettiva proprio per il pavimento del ponte, sperando sempre che poi siano le persone che lo attraversano a mantenerlo pulito. Già, perché in più occasioni avevamo riportato le immagini poco edificanti di deiezioni canine lasciate impunemente e senza alcun senso civico dai proprietari degli amici a quattro zampe sul pavimento del Ponte Vecchio. E la cosa aveva sollevato, e non poteva essere altrimenti, lo sdegno di molti cittadini. Per tutta la giornata la ditta di restauro incaricata alla pulizia del pavimento del Monumento Nazionale, quindi impegnata a riportare decoro nell'area calpestabile dopo i lavori di pulizia che hanno interessato nei giorni scorsi le tanto discusse ragnatele sulle travi del Ponte Vecchio. Gli addetti ai lavori sono riusciti tra l'altro a lasciare libero il transito pedonale senza andare a creare disagi a chi si è trovato nella necessità di passare da una parte all'altra della città. Servizio di Vanessa Banzato, andiamo a Vicenza perché è stato inaugurato in Basilica Palladiana l'evento espositivo 3 capolavori a Vicenza con quadri di Caravaggio, Van Dyck e dell'artista contemporaneo vicentino Arcangelo Sassolino. Il filo conduttore di questa manifestazione è il tempo. Eterno, mutevole ma inesorabile. È il tempo, protagonista dell'evento espositivo 3 capolavori a Vicenza a cura di Guido Beltramini e Francesca Cappelletti, inaugurato nella Basilica Palladiana. San Girolamo di Caravaggio, uno dei quadri più importanti dell'autore, che arriva dalla Galleria Borghese a Roma, poi Le 4 età dell'uomo di Van Dyck e il No Memory Without Loss dell'artista contemporaneo vicentino Arcangelo Sassolino. Per Van Dyck il tempo sono il consumo della vita, quindi rappresentare il bambino
la donna, l'uomo più maturo e il vecchio, cioè di disegnare il circolo delle stagioni della vita. Caravaggio invece coglie San Girolamo in un attimo cruciale della sua vita. Il santo sta traducendo la Bibbia dal greco al latino, sta cambiando la storia del mondo in un certo senso e ha paura di non avere il tempo di farlo e allunga con una forza commovente il braccio verso il calamaio per intingere la penna. In quel gesto c'è tutta la tentativo di sconfiggere il tempo e di stare attaccati alla vita. Il disco di Sassolino dobbiamo immaginarlo come la nostra vita. Gli oli, l'olio industriale che aderisce al disco tenderebbe a cadere per gravità, ma il moto circolare che Sassolino imprime con millimetrica precisione al disco gli impedisce di collassare. Però ogni tanto una goccia cade, è la nostra vita, non si può fermare il tempo, non si può sconfiggere la morte. Evento espositivo a cui i vicentini della città e della provincia e le scuole primarie e secondarie di tutta Italia potranno accedere gratuitamente e che sarà corredato da appuntamenti che coinvolgeranno diverse discipline. A fianco all'esposizione delle 3 opere ci sarà una vera e propria rassegna culturale, per cui tutte le settimane eventi, iniziative, concerti, danze all'interno della Basilica, a cui sarà possibile accedere anche in questo caso a titolo gratuito. A Longarone, per iniziativa della Federazione Nazionale della Stampa, nel 60° della tragedia del Vajont, è stato consegnato il premio giornalistico intitolato a Tina Merlin. Tina Merlin, una donna, una storia, e da oggi anche un premio che porta il suo nome. Ad organizzarlo la Federazione Nazionale della Stampa, per la prima volta motu proprio. Nasce proprio perché volevamo innanzitutto valorizzare questa figura di giornalismo che secondo noi non è valorizzata a sufficienza, e poi per dar voce al lavoro di tutti i colleghi e le colleghe che ogni giorno sul territorio appunto si impegnano per informare su quello che avviene nella quotidianità di tutta la gente. 74 i lavori candidatisi alla vittoria, 5 i selezionati, tra questi non previsto un premio per i giovani che va a una 26enne. Mi aspettavo che non avrei ricevuto il primo premio, però ecco, ricevere comunque questa targa, questa scultura comunque è stato sicuramente una grande emozione. Dopo 3 menzioni, perché è stato più volte ripetuto, i lavori erano tutti di altissimo profilo. Diversissimi i temi trattati, dallo sfruttamento nella raccolta dei kiwi all'inquinamento, dalle falle nella nostra gastronomia alle conseguenze del Covid sul lungo termine per alcuni pazienti. A vincere un team composto da 2 italiani, un'indiana e una giornalista del nord Europa. Tina Merlin è veramente una giornalista da ricordare, purtroppo non abbastanza ricordata, che diciamo, può diventare anche un faro per le nuove generazioni di giornaliste e giornalisti, quindi io sono molto contenta. Sì, siamo molto felici anche di essere arrivate in finale con dei colleghi che hanno fatto dei lavori straordinari, segno proprio che c'è ancora bisogno tanto del giornalismo d'inchiesta, del giornalismo d'inchiesta editoriale, per cui ringraziamo la Federazione Nazionale della Stampa Italiana per questa opportunità. Il premio Tina Merlin, ultimo atto nel 2023 delle celebrazioni per i 60 anni della tragedia del Vajont, non rimarrà però a Belluno, ma diventerà itinerante per raccontare anche lontano da Longarone la storia di quella tragedia e di quello che accadde dopo. Servizio di Fabio Fioravanzi, andiamo in pubblicità 2 minuti e torniamo subito con Focus TG. Per la gioia dei più piccoli, Gardaland riparte con Magic Winter, tutta una serie di spettacoli e di giochi in questo grande parco dei divertimenti, ovviamente ispirati all'inverno e al Natale. Quindi pattinaggio, bambini che possono andare sulle giostre, sempre con elfi, con Babbi Natale, con slitte, con personaggi che sono legati a queste festività, sia all'interno che all'esterno di questo grande parco di divertimenti con le immancabili montagne russe. Andiamo a Padova perché amicizia e affetto per la 6ª edizione del Canta Natale, che ha portato migliaia di persone a cantare per i bambini della pediatria. E il
Il Cantanatale è arrivato con il suo fiume d'affetto, 6.000 persone con il cappello rosso di Babbo Natale scaldate da un tiepido sole invernale sono arrivate fin sotto le finestre della pediatria di Padova per portare un momento di gioia ai piccoli pazienti ricoverati. Una canzone nuova cantata a squarciagola tutti insieme camminando dal portello fino alle finestre dell'ospedale pediatrico guidati dal pupazzo gigante della Renna Cometa. Il Cantanatale ha portato gioia e felicità, tante anche le autorità in prima fila, il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi, il vicepresidente della provincia Vincenzo Gottardo, artisti, medici, tantissime famiglie. Un abbraccio virtuale ai piccoli e ai loro genitori che si sono affacciati dalle finestre per ascoltare il canto di gioia e amicizia. Se Natale tu vuoi cantare, una stella in fondo al cielo dovrai cercare, una stella. Allora vediamo invece la Christmas Run, la corsa dei Babbi Natale, che ha colorato di rosso Treviso con tanta allegria e solidarietà, molti trevigiani ma anche parecchi stranieri che hanno partecipato alla manifestazione. Ed è partita la Treviso Christmas Run! Una marea rossa ha invaso Piazza dei Signori con oltre 1300 Babbi Natale che hanno partecipato alla Christmas Run, allegria e divertimento ed anche solidarietà perché il ricavato va ad Advar, Fondazione Città della Speranza e Stella di Marta, un fiume rosso che ha percorso il centro della città di Treviso addobbata per le feste e nella luce di una splendida giornata di sole. È sempre bello partecipare a Natale a queste iniziative così in città e stare insieme e condividere un momento tutti insieme. Tanti trevigiani ma anche numerosi stranieri incantati dalla città, location per selfie e scatti negli angoli più suggestivi. È super bonita, me encanta, è una città muy bonita. Terzo anno che faccio la corsa, dagli Stati Uniti siamo venuti. È sempre un piacere questa cosa, una cosa bellissima. È la prima volta che vengo, la corsa è bellissima. Devo ancora fare un bel tragitto, però mi fermerò a bere prosecco perché di legge siamo a Treviso. Da dove vieni? Del Brasile. C'è chi corre davvero e brucia in un attimo i 5 chilometri di percorso, godendosi poi il rinfresco all'arrivo in Borgo Mazzini. È un'occasione per stare insieme, per divertirsi, per fare un po' di attività fisica e per aiutare le persone che hanno bisogno. Conferma, abbiamo corso sul serio, è vero. Brindisi! Gli altri, la stragrande maggioranza, si sono goduti la Christmas Run passeggiando con gli amici o la famiglia. Bellissima come l'anno scorso. Bellissima, sì. Sono un po' stanco perché ho corso un sacco, ma... La corsa è una festa per tutta la famiglia. Sì, esatto. Infatti io ho la figlia che è qua che dorme. Tutto bene, insomma, una bella iniziativa, sì. Poi tutta questa energia, tutta questa gente fa proprio Natale, fa proprio confraternizzazione, per cui complimenti. E chi non è venuto quest'anno, il prossimo anno non può mancare. Poi vedremo anche il Natale, la corsa ai regali a Bassano del Grappa, ma restiamo a Treviso e sentiamo anche cosa ha detto il sindaco Mario Conte, che ha partecipato alla corsa con il vice Manera e l'assessora Sernagiotto. Mi tolgo la barba per far vedere che sono io. Sì, è una giornata di divertimento all'insegna certamente del Natale, anche un po' di sport, ma soprattutto del divertimento e della solidarietà, perché ricordo che il ricavato andrà destinato alla Città della Speranza. Ringrazio le associazioni sportive che si sono messe a disposizione, quindi i RID, Corri Treviso, Nicola e la Silvia, gli organizzatori, insomma ringrazio davvero questa grande comunità che si è messa in moto per una giornata di divertimento. Saluto anche tutti quei trevigiani che dovevano essere qui ma sono a letto con l'influenza e gli auguro buona guarigione. Ecco, Babbo Natale è
colui che porta i doni. Il sindaco vestito da Babbo Natale che doni porta a Treviso e ai trevigiani per questo Natale e per il 2024 che sta per arrivare. Ma portiamo tanto impegno, tanta passione, tanta onestà, ovviamente portiamo anche progetti importanti per la città, ma soprattutto portiamo vicinanza alle persone che sono più in difficoltà, quindi penso a chi ha difficoltà con la casa, a chi ha difficoltà di lavoro, a chi ha difficoltà di salute. Ecco, la nostra priorità, i nostri regali principali vanno a quella fascia di popolazione che è un po' più in difficoltà rispetto alle altre, ma ci sarà un regalo un po' per tutti perché la città sta crescendo sotto tutti i punti di vista. Vediamo, vi diceva Bassano del Grappa, sentiamo Alex Giuliano. Il natalizio entra nella settimana calda, c'è chi ha già completato tutta la lista di regali, chi invece è un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Abbiamo chiesto ai bassanesi e ai turisti che tipo di regali faranno quest'anno. Il trend è pensierini, non si spenderà tantissimo ma si punterà principalmente a regali utili e regali per tutti. Regalini piccoli, pensierini. Si è data magari un budget massimo di spesa? All'uno facciamo sui 20 euro. Che tipo di budget avevate in mente? Pensierini quest'anno? Sì, pensierini tendenzialmente, ma anche gli anni scorsi, dai, per accontentare un po' tutti. Su che cosa si punta? Libri, abbigliamento, prodotti tipici? Allora, spettacoli, concerti, se insomma si può, poi... Cose utili. Cose utili, sì. Su che cosa ha puntato quest'anno? Quest'anno su cose calde, comode e importanti, nel senso qualcosa che serva, e anche sulla sicurezza, tipo un estintore da tenere in cucina che può sempre essere utile, oppure calze calde, maglie di cashmere. Su che cosa avete puntato? Su cose utili, abbigliamento, libri ad esempio, cose di questo genere, anche perché in realtà abbiamo tutti quanti qualcosa, però un pensiero vuol dire pensare a quella persona, quindi è anche giusto che ci sia, insomma, fa piacere sia farli che riceverli. Che budget avete pensato di spendere quest'anno? Dei pensierini, un pensiero per tutti, piccoli pensieri. Io ho fatto qualche regalino di Natale, sono 10 euro all'anno per i bambini, vabbè quest'anno va così. Quest'anno va così e abbiamo chiuso qui questa edizione di Focus TG. Grazie a Francesco Cerone, a Renato Cappoia e a Nadia Brazzo in regia e ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Grazie molte e buona giornata.